Siamo con Massimo Barbieri alla fine della partita tra Diadema Hockey Roll Bassano e Hockey Sandrigo, una partita finita 3-2 in favore di Sandricensi, un risultato che sta dal mio punto di vista veramente stretto al Bassano, perché ha condotto, vorrei dire, una partita perfetta, sbagliando pochissimo, attaccando molto. Cocco ha parato tanto, però alla fine un guizzo di Bergamin fa sì che si portino a casa i 3 punti. Come l'hai vista tu dalla pista, mister? Ma io ero abbastanza soddisfatto, poi in questo campionato pieno di pareggi, anche oggi ce ne sono stati un sacco, eravamo 2-2, reputo il Sandrigo una delle squadre più forti comunque del campionato, volevo vincerla, ma comunque la stavamo conducendo bene, così esattamente come stai dicendo te. Prendere un gol così secco, a freddo, diciamo a freddo, a 2 minuti alla fine, brucia perché non è un gol in un contesto, cioè un tiro che è partito così è andato dentro. Avevamo fatto delle belle cose, è vero che quella palla lì a Bergamin è arrivata per un nostro errore comunque, che ci è scappata la palla, però insomma stiamo sprecando tanto sempre per queste situazioni qua estemporanee. La partita la conduciamo abbastanza bene e poi dopo un errore individuale ci punisce. Mister, adesso testa a Montebello, giocheremo un anticipo perché giocheremo giovedì e bisogna prepararla bene la partita a Montebello. Il Montebello la preparerà meglio di noi perché sta perdendo 7-0 o è finita. Montebello è abbastanza in crisi. Noi avevamo preparato benino anche questo, avevamo ancora qualche giocatore, qualche situazione da migliorare, però ero abbastanza soddisfatto. Poi quello che ho visto nella partita mi aveva soddisfatto, comunque rispetto alla partita di Correggio avevo visto molti miglioramenti. La strada è questa, adesso abbiamo 3 allenamenti di fila per prepararci alla partita col Montebello.